consenso informato non è un adempimento burocratico, non è un modulo, non è un contratto professionale, non è un'informativa privacy, non è nulla di tutto questo e nulla di quegli adempimenti formali a cui siamo abituati. Il consenso informato deriva da una lunga storia di paternalismo medico e di violenza medica ed è in qualche modo il dispositivo che serve per garantire il rispetto di un diritto del paziente, che è il diritto alla libertà, il diritto di autonomia, il diritto di autodeterminazione. E in questo senso il consenso informato è il dispositivo tecnico che permette la tutela di un diritto civile. Questa è la cosa fondamentale, per cui quando ci approcceremo la prossima volta ad un formalismo burocratico, ricordiamoci che invece il consenso informato è un atto di grande valenza civica. Il consenso informato ha almeno 3 fasi. La prima è l'informazione, la seconda è la possibilità di espressione del consenso da parte del paziente. Solo in ultima fase, quando si tratta di documentare qualche cosa che si è già svolto, allora entra in scena eventualmente, ma la legge neanche lo richiede, il consenso firmato al paziente. Ma ricordiamoci che il consenso informato è ben altro che una firma su un modulo.